11 operatori sanitari del 118 e delle organizzazioni di volontariato partiti nelle scorse ore da Toscana e Veneto sono arrivati ad Adana all'alba di oggi per assistere le popolazioni colpite dal devastante terremoto che ha raso al suolo intere città causando migliaia di morti. A renderlo noto il sindacato degli infermieri Nursing Up. Nell'area tra Turchia e Siria si continua a scavare in una corsa contro il tempo per salvare dalle macerie i sopravvissuti. Le immagini riportano uno scenario apocalittico, risultato di 2 scosse, la prima 7,8, la seconda 7,5 sulla scala Richter, pari a 130 bombe atomiche. Nel giro di un minuto è stata rilasciata un'energia probabilmente accumulata nel corso dei secoli, spiega il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questa energia si è accumulata al punto tale da non essere più in grado di essere assorbita dal volume crostale, quindi a un certo punto questo si è rotto come se fosse una molla. Il sisma ha causato uno spostamento del suolo dell'Anatolia lungo una faglia di 150 chilometri. Ha provocato probabilmente un movimento ben superiore ai 3 metri che avevamo stimato inizialmente, quindi probabilmente si arriverà almeno a 5-6 metri. Si teme ora la cosiddetta epidemia sismica. Nel corso dei secoli si è visto che i terremoti in quell'area hanno una scansione temporale. Si attiva un segmento, spiega il professor Doglioni, che genera un terremoto, poi si sposta verso ovest e così via. Questo effetto ha delle capacità di attivazione locale, diciamo regionale più che locale. È troppo distante per avere effetti sulle faglie italiane. Però è anche vero che la Terra è un sistema unico in cui c'è un'energia globale che viene ridistribuita. E a proposito di Italia, nel nostro paese ci sono numerose faglie attive con un'elevata pericolosità sismica con la quale, evidenzia Doglioni, dobbiamo convivere costruendo edifici antisismici, ma anche dotandoci delle apparecchiature che servono a conoscere i terremoti. Abbiamo tante cose che dobbiamo iniziare a crescere. Per fare un esempio, in Giappone ci sono 5.000 stazioni sismiche, molte di queste in pozzo proprio per essere più efficaci, in Italia ne abbiamo 450, dobbiamo crescere in questo senso.